Cari amici e amici di Un Sorriso in Più Family, buongiorno. Sono Simone e vi do il benvenuto alla mia rubrica settimanale sportiva sugli eventi appena trascorsi in questo weekend. In questo weekend, per quanto riguarda il campionato italiano, il principale campionato italiano, ovvero la Serie A, ci sono stati molti cambiamenti nella classifica. Infatti, settimana scorsa vi avevo detto che il Milan si trovava in testa al campionato e dopo il passo falso di questo weekend si ritrova a inseguire l'Inter, che grazie alla vittoria sulla Lazio per 3-1 è riuscita a prendersi la testa della classifica. La vittoria dell'Inter è maturata grazie al suo trascinatore principale Romelu Lukaku, che è riuscito a segnare nella partita contro la Lazio una doppietta, andando anche a prendersi la testa della classifica marcatori, ovvero adesso si trova a quota 16 gol al pari di Cristiano Ronaldo e inseguono in terza e quarta posizione Immobile e Ibrahimovic a 14 gol. Il Milan ha fatto un passo falso contro lo Spezia, una delle rivelazioni di questo campionato, che è stata promossa in Serie A proprio quest'anno dalla Serie B e ha giocato un ottimo calcio, riuscendo a mettere in difficoltà la squadra di Ibrahimovic e i suoi compagni. Un altro importante match che è stato giocato questo weekend è Napoli-Juventus, che ha visto vincere il Napoli per 1-0, nonostante la Juventus sembrava in una fase di ripresa, nonostante abbia giocato una buona partita, non è riuscita a sconfiggere il Napoli, che tutta la partita ha resistito con cuore e senso di appartenenza per portare a casa questa importante vittoria. Quindi in questo momento la Juventus rischia di compromettere un po' la sua corsa allo scudetto, dato che si trova a circa 7-8 punti da entrambe le milanesi. E per quanto invece riguarda le altre partite di questo weekend, abbiamo visto giocare Bologna-Benevento, che è finita in parità per 1-1, Torino-Genova, che è finita anch'essa in parità con un punteggio di 0-0, Napoli-Juventus, come ho appena detto, che è finita 1-0 per il Napoli, Spezia-Milan, che ha visto vincere lo Spezia 2-0, Roma-Udinese, che ha visto vincere la Roma 3-0, Cagliari-Atalanta, che ha visto vincere l'Atalanta 1-0, Sampdoria-Fiorentina, che ha visto vincere la Sampdoria per 2-1, Crotone-Sassuolo, che ha visto perdere il Crotone 1-2, Inter-Lazio, che ha visto vincere l'Inter per 3-1, ed infine stasera si giocherà Verona-Parma, che è il posticipo del lunedì. Per quanto riguarda altri eventi successi in questa settimana, c'è stato il ritorno di Coppa Italia. Come avevo anticipato settimana scorsa, era stata giocata l'andata tra Juventus e Inter, che ha visto vincere la Juve per 2-1. Il ritorno è finito in parità per 0-0, dopo una partita molto spettacolare e piena di occasioni, che però non ha visto concretizzare in rete nessun pallone. Essendo che il ritorno è finito 0-0, la qualificazione per la finale è stata ottenuta dalla Juventus, mentre per quanto riguarda l'altra semifinale giocavano Napoli-Atalanta, che dopo un pareggio all'andata per 0-0, al ritorno ha visto vincere l'Atalanta per 3-2. Quindi adesso avremo la finale di Coppa Italia, vedrà scontrarsi Juventus e Atalanta. Finale che si terrà il 19 maggio 2021. Nel corso di questa settimana poi riprenderanno le competizioni europee, le più importanti competizioni europee, ovvero Champions League e Europa League, e vedranno giocarsele molte italiane,
che si sono qualificate. In Champions League troviamo Lazio, Atalanta e Juventus, mentre in Europa League troviamo Milan, Roma e Napoli. In Champions League la Juventus affronterà il Porto, la Lazio che invece affronterà il Bayern Monaco, ovvero gli attuali campioni europei e probabilmente la squadra più in forma di questa stagione, e poi anche l'Atalanta che affronterà il Real Madrid. Mentre in Europa League troviamo Milan contro Stella Rossa, Napoli contro Granada e Roma contro Sporting Braga. Un altro importante evento che ci sarà la prossima settimana sarà il derby di Milano, che vedrà scontrarsi le prime due in classifica. E con questo concludo e vi saluto. Ci vediamo settimana prossima con la solita rubrica sportiva settimanale.